Secondo me ha fatto bene, deve valutare bene la situazione prima di prendere una decisione. Che sia irresponsabile, io ho un bambino che entrerà alla scuola materna quest'anno e credo che sia ingiusto e indelicato nei confronti di altri bambini metterli a contatto forzatamente con bambini che potrebbero avere delle malattie. Visto che i nostri figli, insomma, andranno a scuola, frequenteranno luoghi abbastanza affollati, secondo me il vaccino è fondamentale. Adesso i soliti pasticci che fanno il Ministero della Salute, che non sanno neanche loro cosa fare, perché adesso che i bambini non possono andare a scuola senza vaccini mi sembra una cosa un po' aberrante. Perché È la classica zaiata. Oddio, questa è una questione politica che si viene ad incrociare comunque con la questione della salute e della medicina. Sono due temi molto forti che si scontrano. Non è uno scherzo la salute soprattutto dei bambini, poi uno da adulto può fare quello che vuole, ma la verità sta in mezzo, più organizzazione e meno confusione, sono sempre fatte le cose all'italiana.